Eder. Mac. Pallister. C'è una data, adesso, per l'ultimo saluto a Liliana Resinovic, ed è una data che arriva mentre il caso resta ancora pienamente aperto sul piano investigativo. Il funerale è stato fissato per martedì 21 aprile alle 12:30 e si terrà nella cappella del cimitero di Sant'Anna a Trieste in forma riservata ai familiari. A occuparsi dell'organizzazione è stato il fratello Sergio, che ha scelto un momento raccolto, lontano dal clamore, per accompagnare Liliana verso la sepoltura definitiva. Dopo la cerimonia, la salma sarà deposta al campo 32. Questo passaggio però non va letto come la chiusura della vicenda, ed è proprio questo il punto che bisogna tenere ben fermo. Il nulla osta alla sepoltura era arrivato lo scorso 25 marzo, ma nello stesso tempo è rimasto fermo il divieto alla cremazione. La richiesta di cremazione era stata voluta dal marito Sebastiano Visintin, che al momento risulta l'unico indagato nel procedimento, ma la procura ha mantenuto l'impedimento. Un dettaglio che pesa molto, perché dice con chiarezza che nonostante il via libera alla sepoltura, il fascicolo è tutt'altro che definito e che gli accertamenti continuano. In queste ore è arrivato anche un messaggio importante dalla procuratrice capo di Trieste, Patrizia Castaldini. Il senso delle sue parole è molto chiaro. I periti stanno lavorando intensamente. L'attività tecnica in corso è considerata di grande rilievo e soltanto quando questo lavoro sarà completato si potranno valutare davvero gli esiti. Tradotto in modo semplice, la procura non sta rallentando, non sta mollando e soprattutto non intende sbilanciarsi prima di avere in mano un quadro solido. È una linea di prudenza totale, ma è anche la conferma che il cuore dell'inchiesta in questo momento passa soprattutto dal lavoro scientifico. E infatti il caso Resinovic si trova in una fase molto delicata, in cui i riflettori non sono puntati tanto su clamorose novità immediate, quanto su analisi, consulenze, verifiche tecniche e letture approfondite degli elementi raccolti. Non sono stati forniti particolari concreti su come si stia muovendo la procura in ogni singolo dettaglio, ma è stato lasciato intendere che questa fase si regge soprattutto sull'attività di consulenti e tecnici. La sensazione è che una parte decisiva del procedimento si stia giocando proprio lì, nel lavoro paziente e spesso invisibile degli esperti. Va ricordato che stiamo parlando di una vicenda che si trascina da oltre 4 anni. Liliana Resinovic, 63enne triestina, scomparve da casa il 14 dicembre 2021. Il suo corpo venne ritrovato il 5 gennaio 2022 nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, all'interno di 2 sacchi neri. Da quel momento è cominciato un percorso lungo, tormentato e pieno di contraddizioni, tra ipotesi investigative, contestazioni, perizie e riletture complessive del caso, fino all'approdo attuale, quello in cui il procedimento è stato incanalato verso l'ipotesi di omicidio. Ad avviare il fascicolo in questa direzione è stata la pubblico ministero Ilaria Iozzi. L'iscrizione di Sebastiano Visintin nel registro degli indagati è arrivata dopo il deposito della minuziosa perizia redatta dalla dottoressa Cristina Cattaneo, incaricata di eseguire l'autopsia bis. Ed è proprio questo un altro punto decisivo. Il caso ha cambiato peso e direzione nel momento in cui gli approfondimenti medico-legali hanno imposto una rilettura più netta dell'intera vicenda. Da allora ogni sviluppo, anche quello apparentemente solo umano e familiare della sepoltura, si è inevitabilmente intrecciato con le esigenze dell'inchiesta. C'è poi un ulteriore elemento che rende tutto ancora più significativo. Quando la nuova procuratrice si era insediata, aveva fatto capire che le indagini sarebbero state rapide. Oggi, invece, il quadro restituisce un'altra immagine, quella di un lavoro lunghissimo, complesso, prudente, che sembra essersi spostato in una zona di forte approfondimento tecnico. Anche la squadra mobile, dopo il lavoro svolto negli anni precedenti, appare arrivata a una fase in cui il fascicolo vive soprattutto della spinta fornita dagli specialisti. Non è necessariamente un segnale negativo, ma è il sintomo di un'inchiesta difficile che non può più permettersi scorciatoie. Ed è qui che il funerale assume un valore simbolico enorme. Da una parte c'è la necessità umana, comprensibile, persino doverosa, di restituire a Liliana una sepoltura, un luogo, un commiato. Dall'altra c'è la consapevolezza che il bisogno di verità non è affatto esaurito. Martedì, quindi, non assisteremo soltanto a una cerimonia funebre,
assisteremo a uno dei momenti più carichi di significato di tutta questa storia, perché in quel rito privato e familiare entreranno insieme il dolore, l'attesa e il peso di un'indagine che non ha ancora pronunciato la sua parola definitiva. Chi ci segue sa bene che il caso Resinovic non è mai stato soltanto un fatto di cronaca. È diventato nel tempo uno dei dossier più complessi e discussi degli ultimi anni, proprio perché a ogni passaggio si sono sovrapposti il piano umano, quello investigativo, e quello mediatico. E adesso succede di nuovo. Il funerale viene fissato, la sepoltura si prepara, ma intanto la procura ribadisce che i periti sono al lavoro e che i risultati andranno valutati con attenzione. In sostanza, la famiglia si prepara all'ultimo saluto, mentre la giustizia continua a cercare risposte. Il punto finale, almeno per ora, è tutto qui. Martedì 21 aprile alle 12:30, Liliana Resinovic avrà il suo ultimo saluto nella cappella del cimitero di Sant'Anna, in un contesto riservato ai familiari, con successiva sepoltura al campo 32. Ma questo non segna affatto la fine del caso. Le verifiche scientifiche sono ancora in corso, la cremazione resta bloccata. L'unico indagato continua a essere il marito, Sebastiano Visintin, e la procura, attraverso le parole di Patrizia Castaldini, ha fatto capire senza giri di parole che la partita degli accertamenti è ancora aperta. E finché gli esiti di quel lavoro tecnico non saranno chiari, anche il caso Liliana Resinovic resterà sospeso tra il bisogno di chiudere una ferita e l'urgenza di arrivare finalmente alla verità. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.